Ben ritrovati dalla redazione. Sicurezza e migranti sono i due temi prioritari su cui Italia e Slovenia hanno deciso di rafforzare la collaborazione, un patto sottoscritto nella dichiarazione finale al termine del comitato di coordinamento dei ministri dei due paesi, tornato a riunirsi a Brdo, vicino Lubiana, dopo più di 3 anni. Per l'Italia c'erano il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il vice ministro delle imprese Made in Italy Valentino Valentini, il sottosegretario degli interni Nicola Molteni e il sottosegretario dell'agricoltura Luigi Deramo. Nella rappresentanza governativa slovena Tanja Fajon, vice primo ministro e ministro degli esteri, e Bojan Kumer, ministro dell'ambiente, del clima e dell'energia. Soccorso nel pomeriggio di ieri a Palmanova per portare aiuto a preti della ricca classe 1980 di origine indiana, ma residente a Bicinicco, donna rimasta seriamente ustionata a seguito dell'incendio di una vettura, una Volkswagen Bora, divampato in contrada dal monte. Sul posto i vigili del fuoco di Cervignano e i carabinieri. Secondo i primi elementi raccolti dai soccorritori c'è stato anche uno scoppio. Vendevano maschere e giocattoli e costumi di Halloween, per la maggior parte destinati ai bambini, senza le minime informazioni sul contenuto e sulla sicurezza del prodotto. Per questo motivo, oltre al sequestro di 463 articoli per un valore di diverse migliaia di euro, 3 negozi del centro a Trieste sono stati segnalati alla Camera di Commercio della Venezia Giulia. A scoprire le irregolarità di prodotti in vendita nei giorni immediatamente precedenti alla festa di Halloween sono stati gli operatori del nucleo di polizia commerciale della polizia locale del comune di Trieste. Il percorso di collaborazione avviato tra la National Italian American Foundation poco più di un anno fa è stato ricco di reciproche soddisfazioni e ha dato vita a un rapporto solido che proseguirà anche in futuro. Attraverso questa importante associazione italo-americana sono state poste le basi per rafforzare la cooperazione fra il Friuli Venezia Giulia e gli Stati Uniti sotto molti punti di vista. A nome della Regione si vuol quindi ringraziare tutta la NIAF, in particolare il presidente Robert Allegrini, per l'impegno profuso nel corso di quest'anno e l'amicizia dimostrataci. È quanto detto dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica dopo l'incontro avuto a Washington con il presidente della NIAF, che ha confermato la volontà di proseguire le attività sviluppate insieme alla regione. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo sereno con temperature massime al di sopra della norma del periodo. Sulla zona montana possibile la presenza di nubi basse e di qualche nebbia in alcune valli. Temperature minime in pianura fra 9 e 12, sulla costa fra 14 e 17 gradi, le massime ovunque fra 21 e 24 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.